Tema centrale della serata è la questione idrica. Cosa si intende fare a proposito? Riportare sotto il controllo pubblico quello che è stato svenduto male a privati che evidentemente ci guadagnano, ma non è possibile aprire il rubinetto e non avere niente per 4 giorni a settimana. È stata fatta una scelta politica in passato che si è rivelata sbagliata, la gente a Favara e in altre zone paga il triplo della tariffa per avere un terzo del servizio degli altri, quindi c'è da tornare indietro molto semplicemente, c'è un contratto quarantennale, bene si ridiscuta quel contratto, c'è la regione che ci guadagna milioni di euro all'anno, bene si ridiscuta col prossimo governatore il fatto che la regione non può guadagnare sui rubinetti vuoti di Favara. Ecco, tra gli altri temi centrali della Lega anche la questione immigrazione. Come si intende procedere al riguardo? Sì, ho incontrato i rappresentanti della Confcommercio che mi hanno detto che mai come quest'anno hanno subito attacchi e incursioni di questo genere. C'è uno Stato come la Tunisia che ha svuotato le carceri facendo uscire 5.000 delinquenti che silenziosamente, anzi ormai neanche tanto silenziosamente, sbarcano da queste parti. Quindi senza bacchette magiche, senza fare promesse mirabolanti, faremo al governo quello che fanno gli altri paesi europei, cioè accolgono i rifugiati veri ma respingono quelli che arrivano dalla Tunisia. In Tunisia non c'è nessuna guerra e quindi tornano a casa loro. Da papà abbiamo cominciato l'anno scolastico con l'obbligo dei vaccini per i nostri figli, ma chi sbarca, come sta, da dove viene, che malattie porta, quindi ripeto, senza bacchette magiche un governo serio schiera le forze dell'ordine sulle coste agrigentine in questo periodo. Noi dove governiamo passiamo dalle parole ai fatti, noi governiamo più di 1000 comuni, governiamo da 20 anni il Veneto e la Lombardia e tendenzialmente quello che diciamo prima del voto poi facciamo il giorno dopo il voto. Io ho chiesto a un po' di gente: ma è cambiato qualcosa in questo anno e rotti di governo 5 Stelle? No, poco. E quindi non bisogna promettere il mondo se poi non si è in grado di mantenerlo, quindi la differenza fondamentale fra la Lega e i 5 Stelle è che la Lega dove governa lo fa piuttosto bene da tanti anni. 5 Stelle a Roma, a Torino, a Livorno, a Bagheria, a Favara mi sembra che non stiano dimostrando granché. In caso di vittoria del centrodestra, quali sono le prime azioni che si vorranno intraprendere in Sicilia e nell'Agrigentino? Lavoro, sicurezza e l'applicazione della vera autonomia, perché altre regioni d'Italia stanno combattendo per avere finalmente un po' di autonomia, qua c'è uno statuto avanzatissimo che però la politica non ha mai applicato, quindi chiedere a Musumeci di impegnarsi subito sul lavoro, fonte formazione professionale, sulla sanità, perché ho visto alcune situazioni ospedaliere, ad esempio a Palermo, che sono indegne di un paese civile, e poi le infrastrutture, la normalità. Io oggi per arrivare da Trapani ad Agrigento ci ho messo 9 ore, non è normale nel 2017.